Siamo qui allo studio libero di Teleindipendenza Santa Cristina di Pavolilattino con l'ospite Lloyd Queenan, il deputato del Parlamento scozzese, a cui poniamo la prima di 3 rapide domande, come faremo poi con i parlamentari catalani e baschi. La prima di queste domande è: sappiamo che in Scozia i sondaggi danno un eventuale referendum di autodeterminazione al 64% per i sì. Come ci si arriva ad un risultato del genere? Qual è un percorso ideale, un percorso tipico che porti ad arrivare a questo tipo di risultati? Prima ancora di avere il referendum, avere già la certezza di vincerlo? No? The likelihood is next year in Scotland we have an election on May the 3rd, and on May the 3rd we expect the parties of independence to be the majority in the Parliament. And if they are the majority in the Parliament, then the intention is that we will then move to a referendum within 6 months. The current opinion polls are telling us that 60% of the people of our country wish to be independent. The main reason for that is that autonomy has not solved the social problems of our country, and also the current war that the British are involved in Iraq and Afghanistan, and their support for Israel in Lebanon, has convinced particularly our young people that there is no future for the Scottish people within the United Kingdom of Great Britain. Dice che il 60% degli scozzesi vuole l'indipendenza, e quindi questo è già un grande risultato raggiunto ancora prima di arrivare a un referendum, e che comunque questo desiderio di indipendenza viene anche dal fatto che ci sono dei problemi sociali ancora irrisolti dalla guerra, dall'attuale guerra, che comunque il governo inglese in cui il governo inglese è impegnato, mentre comunque la Scozia la maggior parte della popolazione non la appoggia, e soprattutto i giovani. Quindi questi sono i motivi principali per cui si vuole giungere all'indipendenza. Allora, una domanda che ora riguarda noi: come trovi lo stato del nostro movimento? Come trovi la nostra festa manna? Qual è la tua impressione? The wonderful thing about the Festa Manna is you have the sunshine, we have rain, so we can never have a festival outdoors. It makes people smile. Our political events always happen inside buildings. People get growly and dark. What's that speaker? This has been fantastic for me. The Festa Manna has been a great experience to meet some fantastic people, to have a great discourse, but most importantly, to recognise by having conversations with people that the problems of Sardinia and the problems of Scotland are very, very similar. Our situations are different in many ways, particularly as far as the weather is concerned, but the other problems are very similar. And what I would hope is that an independent Scotland will work towards supporting the independence movement here in Sardinia. And I certainly hope that next year, not me, but some of the younger people from the movement are able to attend the Festa Manna and experience the same joy, the same great welcome, and the kindness of the Sardinian people. Allora, è un evento bellissimo, per me è stato molto bello e importante venire qui, perché comunque
è un'esperienza diversa il fatto che un evento, soprattutto cioè, di argomento politico, si possa svolgere così all'aperto, nel sole, che noi non abbiamo in Scozia, e quindi insomma di solito magari, anzi, questi eventi si svolgono in palazzi tristi, grigi, eccetera, e invece qui è completamente diverso, e spero che un giorno magari anche i giovani scozzesi che appoggiano lo stesso ideale che appoggiate voi, che insomma potranno venire qua e vedere questa festa. E mi sono accorto che i problemi cioè molti degli aspetti dei problemi che abbiamo noi sono molto simili ai problemi che ci sono qua, quindi è stato molto interessante. Dunque, l'ultima domanda non è in realtà una domanda, è più che altro insomma un tuo consiglio, una tua impressione, un tuo messaggio da mandare a noi di IRS e in genere dei sardi. Cosa vorresti dirci in 2 parole? Come vorresti chiudere qua? I think that IRS has an approach to the idea of independence which is very similar to the Independence First movement in Scotland. Your idea is not to close the country down and close the doors, but to open Sardinia up, which is exactly the position that we take. I think your movement clearly, as I see so many young people here at the Festa, has a great future. There's no question that this generation, the next generation of Sardinians will lead Sardinia. I believe, if I understand what I've seen over the past few days, then Sardinia will take its place, the same as Scotland does, in the great pantheon of nations. I look forward to seeing the flag of Sardinia, and particularly the flag of IRS, in the United Nations. But there's no question for me at all. The programme of IRS, the approach of IRS, the attitude of the people in the movement is a positive attitude that any independence movement anywhere in the world would be proud of. Quindi secondo il mio punto di vista l'atteggiamento dei IRS è molto aperto ed è sicuramente simile al nostro, e quindi io penso che avrà un grandissimo futuro. Vorrei vedere la bandiera della Sardegna, in particolare la bandiera di IRS, insomma, posta nelle Nazioni Unite. Grazie a noi.